Presentato a Palermo, nella sede della Società Siciliana per la Storia Patria, il libro dal titolo Mafia e cooperative rosse, misteri, intrighi e depistaggi, scritto da Elio Sanfilippo, presidente di Lega Coop Sicilia, e Nino Caleca, assessore regionale all'agricoltura. Un libro interessante che ricostruisce il clima politico e gli scenari conseguenti alla fine della Prima Repubblica e all'inizio delle indagini legate a Tangentopoli, dall'arresto nel 93 di Primo Greganti, noto alle cronache con l'appellativo di Compagno G, all'affermazione elettorale di Silvio Berlusconi e Forza Italia. Il libro ha una visione di parte ma documentata. Il volume esamina il ruolo delle cooperative, il sospetto di fondi versati all'estero, la zona grigia e il retroscena dell'omicidio di Pio La Torre, ma anche il ruolo di Ciancimino nella trattativa Stato-mafia e la guerra degli appalti, le faide interne al PDS, i contrasti tra le cooperative rosse e il movimento alla rete di Leoluco Orlando, fino al nuovo corso delle cooperative impegnate in Sicilia sul fronte antimafia e che gestiscono beni confiscati. Il messaggio è della pericolosità della mafia nella società e nell'economia siciliana e quindi l'esigenza di non abbassare mai la guardia, ma anzi alla luce delle modificazioni che sono in corso, dei cambiamenti, da una parte la vittoria, le vittorie che riporta lo Stato continuamente, ma dall'altro il fatto che la mafia si riproduce nei gangli vitali della società siciliana. Quindi questo libro vuole appunto lanciare questo messaggio e lo fa ricostruendo una pagina complicata, complessa, perfino drammatica della storia siciliana che ha visto coinvolto anche il mondo cooperativo. Noi vogliamo fare in modo che la cooperazione e le cooperative abbiano un giusto ruolo, il riconoscimento di un giusto ruolo in questa parte importante di periodo storico siciliano. Le cooperative hanno avuto dei pregi, hanno resistito a un forte tentativo di infiltrazione mafiosa all'interno del movimento cooperativo, hanno però delle colpe: non avere capito, assieme anche ai partiti e alla sinistra, la gravità del fenomeno mafioso quando si cominciava a manifestare e non aver messo in campo tutte le forze che potevano mettere in campo fin dall'inizio. D'altra parte bisogna anche rilevare che queste ipotesi di accusa nei confronti della cooperazione in realtà si sono trasformate, piuttosto che nella voglia di capire quello che effettivamente stava succedendo in Cosa Nostra, in argomento di conflitto interno gravissimo all'interno del Partito Comunista prima e della sinistra dopo, che ha finito per indebolire l'iniziativa antimafia.